Dai, spegnete i cellulari che sta per iniziare il film. Benvenuti, Movie Time, la magia del cinema, Vincent De Maio, il vostro Vincenzino Gasolio, il vostro Vin Diesel dei poveri, il vostro Air Nafta. Nuova puntata qui sui canali di Radio Libertà, canale TV 252 del vostro digitale terrestre. I nostri smart speaker come Alexa ci potete ascoltare attraverso questi nuovi sistemi, cioè praticamente parlate e vi accende la radio semplicemente, vi accende qualsiasi altra cosa. L'unica cosa che non fanno è far cadere un po' di soldi dal cielo, che tanto ci farebbero veramente piacere, no? Non lo escludiamo questo, anche perché oggi come oggi bere un caffè al bar a Milano costa 1,60 €. È capitato anche a me, 1,60 € per un caffè. Semplice caffè, niente di più. In ogni caso, Movie Time, la magia del cinema, radiolibertà.net, il nostro nuovo sito che vi consiglio di andare a guardare, perché oltre delle informazioni di notizie o news che trovate, ci sono anche le sezioni dove potete riascoltarvi il meglio della radio, i nostri podcast. Nella mia storia del profilo Instagram, nella bio potete riascoltarvi direttamente i podcast delle puntate intere che io spezzetto normalmente per usarli nei vari social a vostro uso e consumo. A proposito, saluto Gabriele, Sonia, Giuliano, Eleonora, Steve, saluto tutti voi che mi avete fatto tanti complimenti, mi avete detto che vi faccio compagnia di mattina mentre andate a lavorare con i post che faccio su Instagram perché vi rilasso. Ma non siete normali, come faccio a rilassarvi alle 7 del mattino quando andate a lavorare? Vabbè, forse vi darò la sveglia, non lo so, comunque grazie, arigato. E allora parliamo di film attesissimi per questa estate 2024 che ci riserva una selezione di film estremamente attesi, ma dobbiamo agire subito per non perderci nulla, perché andare a gustarsi un bel film in sala cinematografica è una cosa incredibile, pazzesca, perché vi sedete per 2 ore, dimenticate tutti i problemi di questo mondo, aria climatizzata a palla che vi spacca il collo direttamente qua, proprio il colpo di frusta vi dà, così rimanete a letto per una settimana ed è il momento perfetto per guardarvi i film anche attraverso le piattaforme streaming legali. Quindi, tornando a bomba, Disney, per esempio, al cinema scende in campo con i suoi pesi massimi. Marvel, Pixar lanciano Deadpool e Wolverine torna. Il mito dei miti, insomma, Hugh Jackman, mamma mia che bel ragazzone che è, dicono che mi assomiglia un po', bene, mi fa piacere questo, però non ho il suo portafoglio e non ho il suo conto corrente, ma mi basta già assomigliare, che ne so, nel pizzetto, nella barbettina. In ogni caso, questi cinecomic e film di animazione sono imperdibili e richiedono la nostra immediata attenzione, non perdetevi nemmeno un frame di questi film, non possiamo trascurare nemmeno gli altri titoloni in arrivo, come Cattivissimo Me. Io l'ho visto in anteprima, è divertentissimo, poi per il grande pubblico lo ritroverete in sala in Italia il 20 di agosto. Sappiate che in America nel primo weekend ha spaccato il botteghino, ha incassato più di 200 milioni di dollari. Poi c'è al cinema Fly Me to the Moon, il reboot di Twister, sono tutti progetti che promettono grandi emozioni e non possiamo permetterci di ignorarli se amate appunto la settima arte e godervi queste 2 ore di divertimento assicurato nelle sale italiane, per la gioia anche degli esercenti, oltre che mia personalmente, perché vi do i consigli giusti. Ultima gemma da non perdere è il nuovo film di Shyamalan, questo maestro del thriller, dal titolo
Trap, un concerto, porta la figlia, questo padre, lì non vi dico niente, accade di tutto e di più, perché vanno a vedere appunto un concerto trap in America. Allora dobbiamo correre ai ripari e non perderci nemmeno un istante di questa estate cinematografica rovente ma fresca. E allora noi di Movie Time siamo qui per darvi i consigli giusti. Buon cinema a tutti e rimanete qui sui canali di Radio Libertà Movie Time con Vincent De Maio. Vincent, mi fai assaggiare i tuoi popcorn? Spero che avremo l'occasione di conoscerci. Scommetto che le persone qui sono felici. Cosa? Forse sono una tua fantasia. Se lo trovi è mio. Siamo a noi! C'è qualcosa che non mi hai detto. Non bisogna avere paura. Andiamo! Questa è la nostra famiglia, per sempre. Siamo d'accordo sulle condizioni. Dove metto la firma? Che spettacolo, l'estate al cinema! Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia dal 9 giugno al 19 settembre. La rivoluzione continua. Vincent, spegniamo le luci. È ora. Al cinema c'è sicuramente da non perdere un titolo che oggi è campione di incassi. Parliamo di Inside Out 2, già al cinema da metà giugno, è il sequel del grande successo del 2015. Oscar al miglior film d'animazione, un Golden Globe, BAFTA nella stessa categoria, e appunto è tornato nelle sale, incassando vagonate di milioni di euro. Eh sì, più di 30 milioni ha incassato, mica sono pizza e fichi. Comunque, la storia è concentrata su Riley, ormai diventata adolescente, quindi gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura avranno a che fare con le nuove emozioni di questa teenagers, si può dire teenagers sotto i 13 anni, ragazzina sopra i 13 anni, l'ho imparato da mia figlia piccolina Alice. Ciao amore mio, che ti saluto. Quindi avrete modo di ritrovarvi nelle emozioni attraverso colore, attraverso questo film sensoriale ed emozionale. Imbarazzo, invidia, nostalgia e ansia. Voi di che partito emozionale siete? Inside Out parte 2. Un film da gustare assolutamente, rigorosamente al cinema. Qui è Gioia, che vi parla live dalla mente di Riley. Fatevi sentire! Evviva! Tristezza is in the house! Ecco rabbia! Lasciatemi fare! Qui ci vuole il nostro paradenti, amici. Ecco paura! Non è nostro! Disgusto! Felici di averla a bordo. La nostra ragazza cresce a vista d'occhio. Così? D'ora in poi dovrebbe essere una passeggiata di... Ciao! Io sono Ansia. Dove metto le mie cose? Una nuova emozione! Oh, mi dispiace. Vedi, noi volevamo fare una buona impressione. Che vuol dire noi? Io sono Invidia. Oh, guarda i tuoi capelli. Oh, sì, non provarci. Lei è Enui. En cosa? So che voi chiamate noia. Come ti chiami, ragazzone? Lui è imbarazzo. Benvenuto al quartier generale imbarazzo. Oh, vuoi battere il pugno? No. Oh, no, dammi 5. Hai una mano bella sudata, amico. Ascolta, tutti abbiamo un lavoro. Io pianifico il futuro. Vuoi sederti con noi? Queste ragazze sono super cool. Non mostriamo troppo entusiasmo, però. Ci penso io. Ah, Gioia, una curiosità. Forse io potrei... Grazie, non ora. Figurati se questo ci segnerà per il resto della vita. I cambiamenti spaventano. Facciamolo. Ehi, Riley! Ma ci servono nuovi amici o saremo sole al liceo? Fuori il vecchio, larga il nuovo. La vita di Riley richiede emozioni più complesse delle vostre. Ehi, non puoi metterci da parte. Siamo emozioni represse! Povero Riley.
che l'operazione nuova Riley inizi. Andiamo! Riley ha bisogno di noi! Ti ho mai consigliato male finora? Molte volte. Devi ancora prepararti. Riley, che succede? Sono troppo orribile per andare al camp o da qualsiasi altra parte! Bene, un anticipo dei prossimi 10 anni. Stiamo forse sognando? Qualcuno mi dia un pizzico. Rock and roll. Ama la velocità. E ora volerete! A volte si infiamma subito. Ha uno sguardo fatale. Sempre a testa alta di fronte al pericolo. Torna in sala in diversi capitoli un film di un regista, oltre che un attore, bravissimo, che negli ultimi anni ha spaccato con, diciamo, una serie TV. Il titolo è Yellowstone. Parliamo di Kevin Costner. Torna in sala con Horizon, American Saga, capitolo 1. Al cinema già dal 4 di luglio. Siamo in Montana, 1859, 2 anni prima appunto della guerra di secessione. Regia e attore protagonista Kevin Costner. Diviso il film in 2 capitoli, sempre che usciranno al cinema, e poi sicuramente tra qualche mese li troveremo nelle piattaforme streaming. La pellicola esplora il vecchio West, raccontando praticamente 4 anni della guerra civile, dal 1861 al 1865 circa. Oltre al grandissimo Kevin Costner c'è Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Will Patton. Insomma, Horizon ha già ricevuto 7 minuti di applausi al Festival di Cannes, dove è stato presentato la prima parte per la prima volta. Poi è una via di mezzo tra Balla coi lupi e Yellowstone. Chiaramente è stato presentato fuori concorso a Cannes 2024. Horizon, fotografia stupenda, anche il film merita. Horizon al cinema. In queste terre gli uomini ti metteranno alla prova. Ti porteranno via tutto, fino a spazzarti via. Te lo dico perché c'è il rischio che lo dimentichi. Tu dici? Siamo i custodi di una delle ultime lande libere rimaste. Sembra un luogo promettente. Un luogo in cui riesco a immaginarmi. I cacciatori di questa terra non la divideranno con voi. Quello che costruite loro lo bruceranno. Attento, qualcuno ti farà saltare la testa con quella pistola. Cosa? Basta parlare. Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Benvenuti in Movie Time, la magia del cinema. Stiamo ripercorrendo tutti quei film attesissimi in estate 2024. Questa speciale puntata prima di andare giustamente in vacanza anche noi, perché un minimo di riposo, insomma, ce lo meritiamo. E allora stiamo ripercorrendo insieme i film che sono già usciti in questa parte di giugno-luglio, e soprattutto quelli che sono attesissimi anche nei prossimi giorni, quindi per il periodo estivo. Adesso è arrivato il momento di parlare di Fly Me to the Moon, Le due facce della luna. Il regista è Greg Berlanti, già al cinema disponibile. È una commedia drammatica con un cast incredibile: la bellissima Scarlett Johansson, Channing Tatum, bellissimo, e soprattutto un fuoriclasse dell'attore di Hollywood è Woody Harrelson. La pellicola è ambientata durante l'allunaggio della NASA dell'Apollo 11, che racconta la storia appunto di Kelly Jones, una ragazza prodigio assunta per rilanciare, ecco, l'immagine pubblica della NASA. La giovane che cosa fa? Si scontrerà con il direttore del programma di lancio, creando dei disordini nel suo già difficile compito, e soprattutto per preparare in segreto un finto allunaggio nel caso quello vero
non si verificasse. Allacciate le cinture, perché qua si vola in alto fino all'universo. Movie Time, la magia del cinema. Fly Me to the Moon, le due facce della luna. Buongiorno ragazzi, io sono Kelly Jones, condurrò la riunione. Con tutto il rispetto, signora Jones, noi vendiamo auto sportive agli uomini. Vendete qualcosa che la concorrenza non ha. 355 cavalli per lui, cinture di sicurezza per la famiglia. Vostra moglie vuole che abbiate questa Mustang. Per fortuna non si sono rotte le acque lì dentro. Il supporto pubblico alla missione lunare ha toccato il fondo. Ogni giorno c'è qualcosa che si rompe. Siamo morti? Di nuovo? O salta in aria. Il programma spaziale è un disastro unico. Alla NASA serve uno specialista in marketing e in giro si dice che lei sia la migliore. Scusate, lei deve essere il terrore di Manhattan. E lei deve essere il direttore del lancio. Ora lavoro qui, vendo la luna. La NASA non è un oggetto che si vende con un jingle e uno slogan. Quei tre saranno più famosi dei Beatles. Chi è quello? Per me è molto personale. Lì c'è il mio nome. Ha detto che i suoi uomini non rilasciano interviste e li ho sostituiti. È qui il casting? Lui chi è? Lei ha una parte interessante. 60 missioni in Corea. Ho fatto 52 missioni in Corea. Ho fatto 52 missioni in Corea. Com'era? Cosa? Il mondo intero starà a guardare. Non possiamo farci battere dai russi. Dobbiamo girare una versione di riserva dell'allunaggio. Vuole dire un falso? Nessuno dovrà mai sapere cosa facciamo. Questo io non l'accetto. Allora ti uccideranno. Quant'è il mio budget? Oh, cavolo. So tutto quello che c'è da sapere sulla Luna, ma niente su di te. Dammi il go no go per il lancio. Se filmi una finta missione, ogni cosa che abbiamo sacrificato non sarà servita a niente. Tu non ce l'avresti fatta senza di me. 4 3 2 1 e... Il mio Armstrong è uno stronzetto, va cambiato. Dovevamo chiamare Kubrick. Con Vincent ogni scena rivive. Su Radio Libertà, la magia del cinema, eccola qua. La magia del cinema con Vincent Giaccazione. Vivi l'avventura, ogni emozione. Benvenuti in Movie Time, la magia del cinema, Vincent De Maio, Radio Libertà, canale TV 252, il nostro bellissimo sito radiolibertà.net per riascoltarvi i podcast, per leggervi tutte le varie informazioni. È un sito all news, sempre aggiornato, a cura della nostra redazione. Parliamo dei film in uscita in quest'estate, per la nostra gioia. Ce ne sono tantissimi da non perderne neanche uno. Adesso è arrivato il momento di un reboot. Parliamo di Twister, dai produttori di Jurassic Park, Jason Bourne, Indiana Jones. Ecco, questa nuova versione rifatta con la nuova tecnologia, con i nuovi effetti speciali di Twister, che è la versione del celebre film catastrofico del 1995-96, ambientata però nei giorni nostri. È la storia di alcuni cacciatori di tornado, fin qua nulla di diverso dalla trama, che però rincorrono e devono anticipare diciamo dei tornado che non si erano mai visti così giganti e devastanti. Una coppia di questi cacciatori di tornadi rischia la propria vita nel tentativo di testare un sistema sperimentale di allerta meteorologica che possa salvare la vita a tantissimi umani. Ecco, questo è il succo del discorso. E allora diamo questa botta di tornado al cinema, al fresco, con Twister, Movie Time, la magia del cinema. Questi film attesissimi in questo 2024, estate bollente, ma freschissima, comodi in poltrona. Qualunque
Qualunque cosa sia, è grosso e si muove veloce. Guida! Vai! Vai! Prendendo! Ragazzi, allontanatevi, è in fretta! È Tyler Owens. Si fa chiamare il domatore di Tornado. Se lo avverti, inseguilo! Ho detto se lo avverti, inseguilo! Ok, si comincia! Cavolo, è perfetto! È meraviglioso! Credevate di poter distruggere un tornado? Non avevamo speranze. Vuoi averne? Le paure non si affrontano. Si cavalcano. Sono gemelli! Gemelli! Tutto qui? No. Ogni venerdì pomeriggio un'avventura sullo schermo, emozioni senza confini, la magia del cinema. Ogni sabato ti aspetta alle 16 in punto, domenica alle 20 ci porta lontano. C'è azione, corriamo con Vincent dentro storie finite, la magia del cinema. Ogni weekend ci trovi sintonizzati per sognare, l'avventura continua è la magia del cinema. Te l'ho detto, non sei il benvenuto né qui né da nessun'altra parte. Ora fuori dal mio cazzo di bar. Dammi un altro bicchiere e me ne vado. Ciao, Pulce, ti porto via con me subito. Senti, cara, non mi interessa. Ok, vado un po' di fretta, quindi niente capricci, andiamo. Oh, ehi. Adesso è arrivato il momento di parlare di un film della Marvel. Il poker, la Marvel lo cala nel mese estivo con Deadpool e Wolverine al cinema già dal 24 luglio. Questo è il terzo capitolo dell'eroe o antieroe Deadpool politicamente scorretto, chiamato dalla Time Variance Authority e dalla sua vita ormai apparentemente tranquilla, e lo prende e lo shaker e lo sbatte in una missione accanto a chi? A Wolverine, che cambierà la storia della Marvel Cinematic Universe. E qua si parla di multiverso, crossover, che diciamo non ne avevamo abbastanza già con quelli che hanno anticipato questo film nell'universo cinematografico Marvel, ma soprattutto per gli amanti dei fumetti. Questo è un film attesissimo, insieme a quello che uscirà poi a ottobre, che non è della Marvel, ma in questo caso è il remake di Joker. Sono i due film dell'anno più attesi del 2024. Il primo Marvel lo sfodera adesso. Evidentemente la Marvel punta a prendersi veramente l'estate piuttosto prepotentemente, e quindi piazza Ryan Reynolds nella parte di Deadpool e Hugh Jackman nella parte di Wolverine, che lo ritroveremo nel multiverso. Insomma, bisseranno, diciamo, i fasti che furono degli Avengers, che sono quei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Lo scopriremo tra pochissimo. Deadpool e Wolverine, qui su Movie Time, la magia del cinema, con Vincent De Mai. Leggete bene, Marvel. Te l'ho detto, non sei il benvenuto né qui né da nessun'altra parte. Ora fuori dal mio cazzo di bar. Dammi un altro bicchiere e me ne vado.
Ciao, Pulce, ti porto via con me subito. Senti, cara, non mi interessa. Ok, vado un po' di fretta, quindi niente capricci, andiamo. Oh, ehi. Oh, il whisky ti ammoscia gli artigli, succede Wolverine sopra i 40. Lascia stare. Se non vuoi respirare da un cazzo di buco in mezzo alla fronte, ti consiglio di ripensarci. Sto per perdere tutto ciò a cui tengo di più. Non me ne frega un cazzo. L'hai detto quando il tuo mondo è andato a puttane? Ripetilo. Questo Wolverine ha deluso tutto il suo mondo. Vuoi parlare di quello che ti tormenta o aspettiamo il flashback del terzo atto? Ah, ma vaffanculo. Io non so come si salvano i mondi, ma tu sì! Fidati, non sono un eroe. Tu eri un X-Men. Eri l'X-Men. Sono tutta bagnata ora. Gli uomini sono così scemi. Era proprio questo che intendevo. Una scena d'azione in slow motion. Chissà se vivrai o morrai. E andiamo, cazzo! E andiamo, cazzo! Vuoi un po' di cocaina? Ehi, la cocaina è l'unica cosa che Feige ha dichiarato off limits. Polvere energizzante boliviana? Conoscono tutti i nomi in slang, hanno una lista. Anche snowboarding? Anche polvere d'angelo. Bianche ragazze interrotte? Anche Forrest Bump. Vuoi fare un pupazzo di me, vero? Sì, ma non posso. Sabato alle 16 mi trovi ancora lì. E la domenica alle 20 il cinema è qui. La magia del cinema. La magia del cinema. La magia del cinema. Seduti insieme, sognando ogni scena, con Vincent la magia ti avvolge appena. Signore e signori, fate un grande applauso per Lady Raven. In estate, non si capisce per quale motivo, vengono sfornati anche horror e thriller. Uno di questi è sicuramente il maestro del thriller Night Shyamalan, che con questo titolo Trap è al cinema dal 7 di agosto. Qui troviamo un serial killer piuttosto noto come il macellaio, che un giorno accompagna la figlia al concerto di Lady Raven, una pop star amatissima dai teenager. Giunto qui al concerto si rende conto però che c'è qualcosa che non torna, che l'evento non è altro che una trappola tesagli dalla polizia per arrestarlo. Non sanno l'identità, però sanno che il macellaio è lì a quel concerto e quindi in questo palasport lo ricoprono di polizia, fuori e soprattutto dentro. E qui che cosa succederà? Night Shyamalan resta nel suo guardando al mondo malato della discografia. Protagonista Josh Hartnett affiancato da Alison Pill e Scott Mescudi, aka Kid Cudi. In questo film dal titolo Trap ritorna Night Shyamalan in questo thriller. Signore e signori, fate un grande applauso per Lady Raven. Dai, andiamo!
No, aspetta. Scarpa slacciata. Non c'è tempo per le tue pessime battute. Andiamo! Scusami. Sì. Siamo dentro? Lady Raven! Che posti da paura, papà, grazie. Questo è il giorno più bello della mia vita. Ehi, faccio una corsa al bagno. Posso lasciarti qui? Ma certo. Ok, ciao. Psst. Cooper, Jamie, perché è pieno di furgoni della polizia e telecamere, Jamie? Non posso dirlo a nessuno. È successo qualcosa? Rimanga tra noi. Certo. Conosci il macellaio? Quel pazzo squilibrato che va in giro a fare a pezzi la gente. I federali hanno saputo che oggi si troverà qui. E gli hanno teso una trappola. Il concerto stesso è una trappola. Sorvegliano tutte le uscite. Controllano chi se ne va. Da qui non si può scappare. Aiutatemi! Papà? 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 Scusami tesoro, che volevi? Giornata indimenticabile per tua figlia. Niente male, eh? Rimani sintonizzato, non perdere segnalato, divertimento garantito. C'è che azione, si parte ogni sabato alle 4, domenica sera all'arte. Benvenuti in Movie Time, la magia del cinema, Radio Libertà, canale TV 252, i nostri vari device, le nostre applicazioni. Potete riascoltarvi tutti i podcast o direttamente sui social Vincent Demax, Instagram o Facebook o quant'altro, andando direttamente sulla mia bio, cliccate e vi va direttamente sui podcast della radio per riascoltare la puntata intera, perché sui social siamo costretti a tagliarla, a ridurla e a farla a pezzettini. Stiamo parlando dei film attesissimi in questa estate bollente. Adesso è arrivato invece il momento di parlare di un film fantascientifico, horror, chiamatelo come volete. Alien Romulus, al cinema dal 14 di agosto. E qui troviamo un gruppo di giovani coloni spaziali che si imbatte nel relitto di un'astronave dentro cui si cela un exomorfo. Vi ricorda qualcosa? Certo che vi ricorda. Il regista di Men in the Dark, Millennium, quello che non uccide, prova a, rinverdire i fasti che furono della saga di Ridley Scott, puntando su un cast di giovani attori. In pratica è una sorta di prequel di Alien, ne hanno fatti tantissimi. Vedremo se questo qua riuscirà nell'impresa, questo Alien Romulus. Ovviamente i puristi del film originale, Alien di Sigourney Weaver e regia di Ridley Scott, già tremano, sono spaventati per capire se è un flop o un successo. Lo scopriremo dal 14 di agosto in tutte le sale italiane. Wow, che paura! Alien Romulus, Movie Time, la magia del cinema. Davvero vuoi passare qui il resto della tua vita?
Ma no, lo sai. Allora questa è l'unica occasione. Che succede? C'è qualcosa nell'acqua! Come c'è qualcosa nell'acqua? Non lo so, c'è qualcosa in questa cazzo d'acqua! Quella cosa ci dà la caccia. Apri la porta, avanti! Scappa! Sei sicuro di volerlo fare? Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quelle che colorano la vita. Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore. Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Ridiamo, ridiamo. Oh. Ride? Dai raga, tutti insieme! Vola! No, ma guarda, che esagerato. Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no. Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Chiudiamo questa speciale puntata dei film che ci accompagneranno per tutta quest'estate e Movie Time, la magia del cinema, andrà qualche giorno in vacanza. Il sole ci ricarica in qualche modo, ma vogliamo chiudere in bellezza perché l'ultimo film attesissimo di questa estate 2024 è Cattivissimo Me 4 al cinema dal 21 di agosto e dopo aver salvato il mondo già numerose volte, Gru, Lucy hanno messo su famiglia, ma quando il super cattivo Maxime Lemal evade di prigione insieme alla sua partner Valentina, giura vendetta su Gru e lo vuole praticamente far fuori dalla faccia della terra. Lui è costretto però a scappare con la sua famiglia e a nascondersi, sperando di trovare un modo per fermare comunque questo nuovo giovane nemico. Successo che vince non si cambia e allora troveremo dei nuovi personaggi che sono i Mega Minions, che fanno un po' la parodia divertentissima ai supereroi della Marvel in questo quarto capitolo della saga di Cattivissimo Me, che è qualcosa di divertentissimo moltiplicato appunto per 4, che al suo esordio è uscito in America per un fine settimana, ha già frantumato ogni record di incasso al box office. Fidatevi di me, questo film
questo spacca di brutto e soprattutto si ride tantissimo. Credo che sia il film più divertente, una bella storia per grandi e piccini che conclude questa estate nel migliore dei modi. Allora, con Cattivissimo Me al cinema dal 21 agosto, Vincent De Maio, lo staff di Radio Libertà vi augurano buon cinema, che Dio illumini sempre il nostro cammino. Vi saluto tutti, vi voglio bene, grazie della fiducia e dell'appoggio che ci date. Rimanete sui canali di Radio Libertà perché comunque ci saranno delle belle sorprese, a Dio piacendo. Da Vincent De Maio è tutto, ciao, alla prossima, vi voglio bene. Ciao Elena Orlandi, un bacione. Sono inarrestabile! Tu! Torna qui! Ehi, no! Va bene, signori, sono stato richiamato dalla pensione per catturare Maxime Le Mal. Che succede? Siamo in riserva. C'è sempre qualche imprevisto. Non posso mai concentrarmi sull'essere cattivo. Inserire la carta e rimuovere rapidamente. Carta non letta? Oh, allez! L'hai tolta rapidamente? Sì, molto rapidamente. Alcuni di voi si chiederanno perché siete qui. Ci occorrono volontari. Ottimo lavoro, signori. Voi sarete i primi a testare il nostro super siero, progettato per trasformarvi in agenti d'élite o potreste esplodere. Signore e signori, la nostra nuova arma segreta, i Mega Minion. Prego. Oh, Flamo. Ehi, Jeremy, tu sempre cosa? Tu problema. Bueno. Ecco a te, Britney. Io non posso dire di chiamarmi Britney. Sarebbe una bugia. Perché non sei come tua sorella Edith? Lei dice sempre bugie. No, non è vero. Visto? L'ha detto adesso. Con nonchalance, aggiungo. Vincent, siamo contenti. Sì, siamo contenti. Io non ho capito il tuo nome. Ho capito il tuo, Vincent. Giusto, ma non ho capito il tuo. Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda. Noi ci siamo messi in questo affare con le migliori intenzioni, davvero. Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione.